Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea, Andrea. Grazie Andrea. Oggi abbiamo come ospite Igor Sibaldi, che si trova in un posto meraviglioso, ma naturalmente non si dice il peccato va non il peccatore, ma per una delle sue tournée che oramai lo vedono in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo. Il grande scrittore Igor Sibaldi ci parlerà di Dioniso. Ma chi era Dioniso? Beh, adesso lui ce lo dirà in una maniera un pochino più precisa e profonda, tenuto conto che avrà una grande performance da tenere con un vastissimo pubblico nel tempio greco di Era a Selinunte, in Sicilia, nel corso dell'estate. Ecco, quindi è l'occasione giusta, visto che insomma anche noi andiamo in vacanza, quindi non possiamo stare dietro a tutte le iniziative, che ce ne parli anticipatamente, potremmo dire in esclusiva per Radio Libertà. Adesso la parola è un po' grossa, ma ci sta stavolta, non è uno speciale, è un'esclusiva, perché è chiaramente anticipare quella che sarà il contenuto di una performance assoluta, ecco, che è quella che terrà in nome del Festival della Bellezza, a cui ha partecipato già diverse volte. Altre volte si trovava al nord, adesso andrà nel profondo sud, nella Sicilia greca, per raccontare al mondo intero, all'intero Mediterraneo, chi era Dioniso, Dio oltre. Intanto che si sta collegando Igor, vi volevo leggere una poesia, tanto da fare da contraltare, da contrappasso, di Antonia Pozzi. Ricordo un pomeriggio di settembre sul Montello, io ancora una bambina col trecciolino smilzo ed un prurito di pazze corse su per le ginocchia. Mio padre, rannicchiato dentro un andito scavato da un rialzo del terreno, mi additava attraverso una fessura il Piave e le colline, e mi parlava della guerra, di sé e dei suoi soldati. Nell'ombra l'erba gelida e affilata mi sfiorava i polpacci sottoterra. Le radici succhiavano forse ancora qualche goccia di sangue. Ma io ardevo dal desiderio di scattare fuori nell'invadente sole per raccogliere un pugnetto di more da una siepe. Questa è la grandissima poesia di Antonia Pozzi. Abbiamo Igor, a quanto pare? Sì, certo. Igor, vediamo un po'. Il regista mi dice che Igor c'è, come un miracolo. Pronto? Pronto? Ci sono, eccomi qua, pronto. Eccolo qua, in giro per il mondo a raccontare, come sai fare tu, Igor, le epopee del creato, dell'universo, di una vita spirituale senza confini. Stavolta ti sentiamo su Dioniso, tenuto conto, stavo dicendolo ai nostri ascoltatori, che tu il 22 agosto, ecco, in una notte mediterranea, terrai al tempio di Era, o comunque in un tempio di Selinunte, un bellissimo tempio greco che io ho avuto l'onore di visitare tanti anni fa, una performance su Dioniso Dio oltre. Allora, in esclusiva, perché è davvero un'esclusiva, penso, senza spoilerare troppo, anche se presumo che
chi ci ascolta solo in piccola parte, magari no, magari facciamo anche questo miracolo, andrà a Selinunte, ma a Selinunte ci sarà un pubblico molto più vasto, mediterraneo, di tutto il Mediterraneo che ti ascolterà. Allora, perché Dio oltre Dioniso? Dioniso, chi era Dioniso? Perché Dio oltre? A te la parola, Igor. Professore, lei è sempre gentilissimo. Dunque, Dioniso è un dio interessantissimo perché ha un futuro enorme quando comincia a comparire Dioniso. Basti qualche dato suggestivo. Dioniso è figlio del dio supremo e di una donna mortale, come un altro, no? Se ben ricordo. E il compleanno di Dioniso è di solito fissato il 25 dicembre, le feste in onore del genetriaco di Dioniso. Questo 1 miliare di anni prima di Gesù. Poi Dioniso muore giovanissimo e risorge. Tutte cose che ci colpiscono da vicino, perché poi il cristianesimo riprenderà tante cose di questa biografia divina. Il fatto di essere un incrocio tra un Dio supremo e una donna e il fatto di essere morto e risorto. Poi l'altro fatto di Dioniso, che lo fa diventare molto suggestivo per tutti, è che è il Dio che permette l'accesso alle altre dimensioni. Dicono è assimilato ad acqua, al vino, queste cose, no? Certo, il vino per allora era un segnale, era un simbolo, l'accesso all'aldilà. Dioniso si sposta attraverso i regni, il mondo reale, il mondo degli inferi, va e viene. Ma quello che è più interessante di Dioniso, secondo me, è il suo conflitto con gli altri dei. Dunque, vi racconto brevemente la storia. Zeus è molto infedele per sua natura. È proprio la moglie di Zeus è Era che non tollera le sue infedeltà. E se la prende in particolare quando nasce Dioniso. Tormenta Dioniso, lo tormenta terribilmente, lo fa uccidere e Dioniso risorge. Quando risorge lo perseguita e Dioniso scappa attraverso tutta quanta l'Europa, attraversa il canale dei Dardanelli, arriva in Egitto con la sua combricola, altro segnale di seguaci. Come proprio lo schema iniziale del Gesù, del cristianesimo, rifiutato dalle autorità, con intorno degli amici, che vaga in giro. E dai suoi spostamenti arriva fino in India. Quando arriva in India, Dioniso è molto ferito, è castrato tra l'altro. In India incontra un dio che si chiama Shiva. Quando Dioniso incontra Shiva, Shiva dice: ah, eccomi qua, a Dioniso, che sono tornato. E Dioniso dice: ecco chi sono io veramente. È una scena straordinaria. Cioè, arriva fino in India Dioniso per riconoscere chi è davvero. È tutt'uno con Shiva. E lì guarisce, rinasce e torna e torna in Europa e porta il disordine in Europa, la libertà assoluta. È una biografia stranissima, Dioniso. È un dio, tra l'altro, Dioniso, che a differenza degli altri grandi dei greci, non è stato preso nell'astrologia. Vedete che quando c'è stato il cambiamento dal politeismo greco al cristianesimo, gli dei greci non sono spariti, sono andati, diciamo così, in pensione. Hanno avuto una pensione illustre nell'astrologia e sono mantenuti. Nell'astrologia noi parliamo ancora di Giove, dell'influsso di Giove, dell'influsso di Venere, dell'influsso di Mercurio, della Luna. Dioniso non c'è. Dioniso ha fatto altre strade. Un dio oltre quello che si pensava allora di dei, che trova poi esito nel cristianesimo, che lo riprende e ne prende le parti più straordinarie: la resurrezione, l'unione tra la possibilità di congiungere dimensioni l'una all'altra, e poi questa possibilità di accedere a un regno divino diverso. Nel Vangelo si parla del regno dei cieli, no? E nel Vangelo Gesù insiste sul fatto che il regno dei cieli è accessibile qui e ora. Questo è Dioniso.
Poi nei Vangeli, un tratto che sicuramente i lettori dei Vangeli conoscono, Gesù beve tanto, a ogni pausa ha un bicchiere di vino in mano, fino all'ultima cena. È quello che dice: io sono la vera vite e voi siete i tralci, per indicare l'unione di lui con gli apostoli. Pensa un po', tra tutte le piante prende la pianta della vite. Questo è il segnale, per loro ma allora era dionisiaco, certo, era dionisiaco, perché Dioniso è questo Dio che va a portare agli elementi un'idea di libertà antichissima che poi viene ripresa nel primo cristianesimo. E questo già basta, direi, per fare una struttura leggendaria, per aprire prospettive di ragionamento. Guarda come erano andati avanti i greci e guarda di quanto siamo debitori ai greci con questo Dio. Certo. Cioè tu ci stai dicendo appunto che, come anche in altri casi, il mondo monoteista cristiano ha comunque un'ispirazione di base che si riferisce anche proprio a dei miti, a dei personaggi, a dei comportamenti di questi personaggi di primissimo piano che sono già presenti in maniera sostanziosa e precisa nel mondo ellenico. Va distinto il mondo della religione cristiana e il mondo delle origini della religione cristiana. Il mondo delle origini della religione cristiana è legatissimo al mondo greco. Il mondo invece poi che viene fuori dal cristianesimo vero e proprio istituzionale è a sé stante la grande novità, che si afferma in un periodo molto simile a quello nostro attuale. Noi siamo in un periodo di cambiamento, siamo in quello che si chiama un periodo mobile, a differenza di altri periodi stabili in cui tutto andava abbastanza bene. Cosa vuol dire periodo mobile? Periodo mobile vuol dire che stanno crollando dei fondamenti che prima erano stabilissimi. Quando c'è un periodo mobile? Quando una civiltà è in crisi. La nostra civiltà è giovane, la nostra civiltà occidentale, che si chiama così impropriamente, perché non è proprio civiltà occidentale. La nostra civiltà è cominciata 2 secoli fa, 2 secoli e mezzo fa, quando l'Europa si è accorta di essere attorniata da vicini nuovi, sconosciuti prima, che sono da una parte la Russia, che 2 secoli e mezzo fa è entrata nella storia europea, e dall'altra gli Stati Uniti. Questa civiltà qui, civiltà grandissima, che prende tutta la parte superiore del globo terracqueo, va dal Pacifico al Pacifico, prende tutto il giro, dall'Alaska a Vladivostok. È a 250 anni, dicevo, come età, e una civiltà generalmente vive per 13 secoli. E questa è l'età media delle civiltà, che nascono, crescono e poi muoiono. La nostra è entrata in crisi troppo presto perché non ha funzionato un collante. E mi riferisco in particolare al fatto che è cominciata una guerra che non si sa da che come va a finire. La guerra in Ucraina con la Russia. Prima la Russia era parte della nostra civiltà, adesso si è frantumata la nostra civiltà. Al di là della Polonia, verso est, noi non capiamo più niente, sono diventati stranieri, sono esclusi, sono i barbari, diventati barbari. Ecco, quando una civiltà si spezza in questo modo, comincia un periodo di crisi individuale, perché quando la civiltà si disgrega, tutte le volte che succede, i valori si perdono, ma i valori quotidiani, la famiglia, la coppia, l'autorità, l'uguaglianza, gli scopi principali, che erano chiari 10 anni fa, tutti se ce lo ricordiamo, e adesso non sono più chiari, perché sta venendo meno il collante che univa tutte le varie componenti della nostra civiltà occidentale. E si entra in un periodo di crisi. Una cosa molto simile è successa alla fine dell'Impero Romano. È successa quando l'Impero Romano aveva già 1300 anni di storia, ma era altrettanto inarrestabile. Sapete che a un certo punto l'Impero Romano si è disgregato, perde una parte, perde un'altra parte, le autorità da Nerone in avanti cominciano a diventare scadenti, se ne più scadenti. L'ultimo imperatore romano, Romolo Augusto, aveva la reggia piena di galline, era talmente depressa la reggia che quando il nuovo re Odoacre gli propongono di diventare imperatore romano al posto di Romolo Augusto, Odoacre dice non me lo sogno nemmeno.
questa qui è un'azienda che non si può salvare. E c'era questo crollo. In questo crollo sarà nascendo il cristianesimo come nuovo elemento di collante, come nuovo elemento di forza. Gli veniva fuori qualcosa di nuovo, totalmente nuovo. Ecco, questa è una differenza. Oggi non c'è niente di paragonabile al cristianesimo, non c'è niente di totalmente nuovo. A quel tempo c'era, in quel cristianesimo lì, tutto quanto è stato ripensato, i valori sono stati ripensati, sono diventati diversi, e tutto il primissimo cristianesimo, ancora legato ai miti, è tramontato, è venuto fuori un Dio unico, una morale molto severa, e naturalmente l'eredità di Dioniso è sparita, è arrivata solamente in alcune tappe della storia di Gesù. Nel primissimo cristianesimo invece Dioniso era importante. Dioniso fa il ponte tra mondo umano e mondo divino. Dioniso è affascinatissimo dagli uomini, mentre gli dei greci non apprezzavano tanto gli uomini. E sta dalla parte degli uomini contro gli dei. Porta il disordine sotto forma di libertà, di scoperta del valore relativo delle leggi, di scoperta delle dimensioni statiche nuove. E questo, pensa, per intenderci, tutti quanti conoscono il Padre Nostro, no? Il Padre Nostro tutti sanno che c'è quel versetto che dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano. È un errore clamorosissimo di traduzione quello, perché in greco, nel testo greco originale, quei Vangeli sono scritti in greci, non dice affatto dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il testo greco dice dacci oggi il nostro epiusion arton. Epiusion arton vuol dire il nostro cibo dell'aldilà. C'è la traduzione latina del Vangelo di Matteo, mantiene questa cosa, perché dice da nobis hodie, da a noi oggi, panem nostrum, il nostro pane, super substanziale, al di là di tutto quello che possiamo conoscere adesso. Diventa una preghiera bellissima il Padre Nostro in questo modo. Pensa che differenza. Se non impara a dire dacci oggi il nostro pane quotidiano, si sente un po' mendicante in attesa di aiuto da parte di un'autorità generosa e ricca. Invece dacci oggi il nostro pane dell'aldilà, facci superare di colpo la condizione umana, per favore, tu che puoi, noi siamo pronti. Questo è un elemento dionisiaco che non era più recepibile. C'era nel primo cristianesimo e poi dopo, quando il cristianesimo è diventato una religione come la conosciamo noi oggi, non era più recepibile. È cambiato lì un po' il mondo. Ecco, in quel periodo, chiamato primo cristianesimo, primo, secondo, terzo secolo d.C., lì ci sono delle cose meravigliose. È come trovare una lampada di Aladino, no? Lì ci sono cose vecchie. Sì, sono vecchie come la lampada di Aladino. La lampada di Aladino è coperta di polvere, ma se la strofini quante ricchezze ti dà, quante ricchezze meravigliose ti dà. E lì, tra queste ricchezze, c'è anche il collegamento stretto tra Dioniso e Gesù. Basti pensare al significato del fatto che una donna umana ha un amore con un Dio supremo, rimane incinta del Dio supremo e genera un figlio. Questo significato era meraviglioso. E c'è ancora nel cristianesimo. Maria che riceve una fecondazione da parte di un essere totalmente spirituale. Cosa vuol dire questo? È la prediletta? No, è l'immagine di un nuovo tipo di essere umano, di mente umana, che riesce a essere fecondato da qualcosa che lo trascende tantissimo. Il racconto di Mesia, delle rinunciazioni, si trova, per chi si interessa di queste cose, non in tutti i Vangeli, solo nel Vangelo di Luca. Ed è bellissimo questo racconto. Avete presente nel primo capitolo l'arcangelo Gabriele arriva nel Tempio di Gerusalemme e va da un grande sacerdote, anziano, colto, potente, e gli annuncia la nascita di un grande profeta. Il sacerdote si chiama Zaccaria. Questo è il primo capitolo del Vangelo di Luca. Zaccaria rimane colpito da questa apparizione che ha solo lui, che vede solo lui dell'arcangelo, e fa un errore. Dice nella risposta, ho capito arcangelo, ma io sono in là con gli anni, sono troppo vecchio.
Arcangelo Gabriele si arrabbia tantissimo e dice: come fai a dire una stupidaggine simile? Come fai a pensare che noi in cielo non abbiamo considerato la tua età? Adesso per questa sciocchezza che hai detto diventerai muto e se ne vai indignato. Perché risponde così il sacerdote Zaccaria? Risponde così perché non è pronto alla novità, è abituato a una cultura in cui Dio e l'uomo sono diversi, e dice: no, io non posso, sì, è bella questa cosa che mi dice Arcangelo, ma non posso reggere, non sono capace. Arcangelo Gabriele, indignato, va a cercare un altro destinatario. E va da una ragazzina, Maria, adolescente, analfabeta, e gli dice: sai cosa? Ti sta per nascere un profeta che doveva nascere un sacerdote, non è cambiato idea. E lei dice: io non ne so niente, fate pure. E l'arcangelo dice: meraviglioso, hai capito benissimo. Questo primo capitolo non è una biografia, è messo lì per il lettore, che avverte il lettore e gli dice: lettore, che ti avvicini a questo libro. Questo libro, diciamo così, ti mette incinta, qualunque sesso tu sia. Non fare come Zaccaria, che pensa: io sono troppo vecchio, sono là con gli anni. Fai come Maria, che dice: non ho preclusioni, sono pronta alla novità, accetto questa idea. La Maria è parente stretta della mamma di Dioniso, che è Semele, si chiama Semele, che fa una brutta fine d'altra parte perché viene incenerita a un certo punto, perché è una specie di lite che ha con Zeus. Poi Dioniso cosa fa? Scende, quando diventa grande, scenderà negli inferi, andrà nel regno dei morti, andrà a prendere la mamma e farà risorgere anche la mamma. Questa è una delle storie di Dioniso. Certo. Un Dio che non accetta la morte. Pensate che è interessante, eh? Prima la morte era accettata normalmente, non c'era l'idea della resurrezione prima di Dioniso. Dioniso è quello che dice: ma la morte, perché ti rassegni la morte? La morte si può battere. Io l'ho battuta, sono risorto, la mia mamma mi spiace che non ce l'ho più, vado a prenderla, faccio risorgere anche lei. Pensate, per la mente antica, questa novità straordinaria che la morte si può abbattere, si può trasferire. E come non poteva finire lì. La nuova religione che nasce alla fine dell'impero romano, che è il cristianesimo, dice: questa non la molliamo, questa qui la teniamo buona, questa qui è importante, perché qui cambia la vita umana questo allargamento dionisiaco. Chiaro. Beh, ci stai dicendo delle cose veramente molto interessanti e leggermente inquietanti in senso non distruttivo ma costruttivo, perché poi appunto siamo all'interno di aspetti estremamente stimolanti e complessi della storia delle religioni, della mitologia, che attestano un intreccio, un parallelismo, è vero, un continuo rincorrersi delle varie religioni l'una rispetto all'altra. Ecco, non sulla base di uno stupido sincretismo che sarebbe quanto mai controproducente, ma proprio sulla base degli studi che tu hai condotto e che ci permettono di valutare diversamente quello che poi finora abbiamo sempre imparato in maniera un po' superficiale, ecco, stando troppo a una lettera. A me viene in mente Galileo Galilei in questo momento, no? Che diceva anche nei confronti del mondo religioso di allora, già questi non capiscono che c'è un altro significato dietro le cose, no? Lui parlava poi del creato in senso più materiale, però insomma c'è un ritorno di questo concetto, no? No, per capire appunto un po' la tua mission, uso un anglicismo un po' stupido, Igor, perché insomma... Se posso aggiungere una cosa importante, sì, di cui pochissimi tengono conto, la parola religione è nuova, Gli antichi non la chiamavano religione. La religione vuol dire disciplina, religione vuol dire disciplina, letteralmente. È una parola che viene dal verbo religare, che è un verbo agricolo, che serve per indicare quella cosa che si fa con le piantine della vite. Cioè, la religatio, da cui viene religione, era legare la piantina al tutore, al sostegno della vite, perché non crescesse altrove. No, proprio si lega quando i viticoltori fanno così. Prima non si chiamava religione,
Prima, quella che noi chiamiamo adesso religione, che pensiamo soltanto a comandamenti e a obblighi, era una forma di quella che potrebbe chiamare psicologia. Psicologia cosa vuol dire in greco? Psiche vuol dire anima, dimensione vastissima dell'interiorità umana. E logia vuol dire studio, vuol desiderio di conoscere. La religione è una psicologia alla lettera, cioè le religioni antiche non sono altre serie di comandamenti, di regole da rispettare, non sono dei modi di legarsi a dei sostegni, sono un'esplorazione spesso, il più delle volte appassionante, della vastità della mente che noi abbiamo, della mente di quello che c'è al di là della mente, della nostra interiorità. Sono scoperte interiori. La psicologia fa le stesse cose molto più in piccolo, molto più con tante esitazioni. Le religioni antiche, cosiddette religioni antiche, sono esplorazioni dell'interiorità umana che non invecchiano mai, sono dei capolavori, difficile trovarne una inutile. Sono tutte bellissime perché esplorano, dice, quello che dicono nei cieli, vuol dire nei cieli o negli inferi, vuol dire nella parte alta della tua interiorità e nella parte profonda e spaventosa della tua interiorità. Cosa si scopre? Si scoprono storie. Perché si scoprono storie? Perché gli antichi non piacevano i ragionamenti astratti, mi piacevano le teorie. La teoria era noiosa. Allora, per raccontarti quello che ho scoperto nell'aldilà in alto, ti racconto le storie degli dei. Per raccontarti quello che ho scoperto nell'aldilà in basso, ti racconto storie di incubi e di paure. Ma devi decifrarle, se le decifri, sono quello che dicevo prima, una lampada di Aladino che ti spiegherai in ogni epoca. È questo che è bello nella storia delle religioni. Grazie di questa puntualizzazione fondamentale. Una domanda, non voglio metterti in imbarazzo perché magari non hai studiato il caso specifico. Il Bacco romano, a proposito di psicomitologia, il Bacco romano si legge nei manuali di mitologia classica, è la versione romana Bacco di Dioniso. È vera questa asserzione o è molto approssimativa sulla base dei tuoi studi, Igor? È vera e approssimativa, tutte e due le cose, perché i romani certe cose non le capivano proprio. I romani erano bravissimi ingegneri, no? Il romano arrivava in una città, prima cosa c'era le fogne, perché servono per evitare epidemie, per evitare che ti vogliono. Prima cosa facciamo in una città occupata, facciamo le fogne. Poi facciamo le strade, poi facciamo il circo, la palestra e le terme. Dopodiché si sta bene, si sta tranquilli, ci si gode la vita, no? E così è conquistato il mondo, no? Perché all'inizio erano antipatici, poi vedevano quello che facevano, cioè questi si intendono di cose pratiche, sono bravi nelle cose pratiche i romani. Non abbiamo mai avuto le fogne noi, se le portano loro. Per quello che riguarda la parte spirituale, non capivano quasi niente, erano debolissimi sul piano delle religioni. Per le loro religioni antiche prendeva tutto dai greci, tutto dai greci, però lo prendevano male, per cui sapevano Dioniso aveva in mano sempre il boccale di vino, allora beveva. Vabbè, allora era uno che ci dava dentro, bello, Dio ci dà dentro, pensa che fine poi la versione romana che è spassosa del Dio fateci largo che passiamo noi praticamente, no? A chi ci frega, ma che ci importa. Che è proprio la versione approssimativa, molto approssimativa di Dioniso, che sicuramente è il patrono della vita del vino. Però il vino, tra l'altro, è un alimento di quelli interessanti nella storia delle religioni e dell'antropologia. Viene dall'India. I vini che l'hanno scoperto sono stati gli indiani. Elaborato in India, la tecnica di coltivazione, attraverso il Mar Rosso arriva in Egitto. In Egitto fa grande successo il vino, perché gli egiziani avevano due caratteristiche. Erano ipersessuati, come risulta dalla Bibbia, cioè avevano l'idea fissa del sesso. Secondo luogo erano sempre leggermente brividi, prima di birra e poi anche di vino. Erano spassosi gli egiziani da questo punto di vista. Dall'Egitto arriva in Libano, in Israele, da Israele arriva a Cipro in Grecia, dalla Grecia arriva a Roma.
a tutto questo giro, no? Ecco, l'importante, cioè i romani lo prendono anche quello. È il giro che fa al contrario Dioniso, che parte dalla Grecia, va sulla costa inferiore sud del Mediterraneo, va in Egitto e dall'Egitto va in India, a questo giro lì. E vino è sempre stato considerato, il vino, come una sostanza psicotropa, nel senso buono. Per esempio il termine ebraico per indicare il vino, che è yain, come letto in ebraico geroglifico, vuol dire quella cosa che ti fa vedere oltre, che aggiunge alla tua vista una vista ulteriore. Un romano avrebbe detto, certo ci vedi doppio sul vino. No, non in quel senso, non in quel senso. Abolisce determinate resistenze e ti permette di arrivare. No? Ed era tra l'altro un consumo nelle zone di Dioniso, nelle regioni di Dionisio, che il consumo del vino in quello senso era altissimo. Sai quanto beveva un addetto di Dioniso alla festa di Dioniso? Sai quanti litri beveva in una sera? 10. Conservata. Vicino, quasi, 8. Arrivava, si andava alla festa di Dioniso con 8 litri di vino da annacquare, naturalmente, perché non si poteva bere perché era un po' forte, e un cuscino. Si poteva un cuscino e 8 litri di vino. E poi nella zona del Medio Oriente, cioè dove il vino è arrivato per primo, c'era un consumo molto alto. Per esempio il Talmud dice un forte bevitore è una persona, è da considerarsi forte bevitore, una persona che beve normalmente, mediamente, 6 litri al giorno. 6 litri al giorno, un forte bevitore. Noi possiamo neanche immaginare una cosa del genere. Dice, ma forse era vino un po' più fragile. No. Per vino medio orientale, pesantissimo, che annacquavano. Ecco, naturalmente a quel tempo c'era una maggiore sensibilità per il tempo. Cioè, adesso noi, se uno beve tanto vino con l'orologio al polso, va in crisi, perché la mente razionale deve tener conto dei suoi impegni. A quel tempo l'orologio non c'era. Una persona poteva prendersi 2 o 3 giorni di festa di Dioniso e andare fuori di testa completamente. Sentendosi accolto da quel Dio, le passeggiate fatte grazie al vino con la seconda vista non lo portavano chissà dove, lo portavano verso l'alto. C'è anche un punto della Bibbia che parla del vino che è famoso. Dopo il diluvio universale, Noè e i suoi figli sono gli unici sopravvissuti. Noè pianta una vigna. Dopo il diluvio universale, Noè pianta una vigna. Distilla il vino per primo, il primo inventore del vino secondo la tradizione ebraica è Noè dopo il diluvio, e attraverso il vino medita, attraverso il vino va dentro la sua tenda e si spoglia delle sue resistenze. Quindi pensate che importanza poteva avere il vino a quel tempo. Era il simbolo della possibilità della mente di andare oltre. Poi naturalmente c'erano i gaudenti che lo prendevano simbolo mica tanto, è anche vino da bere, però l'idea del vino come viaggio, come partenza di un viaggio verso scoperte interiori è simbolica. E Dioniso è il Certamente. Senti, ho detto fin dall'inizio appunto che questo sarà il tema della tua serata del 22 agosto a Selinunte. Io ho avuto modo di visitare tutti i templi greci del sud Italia che trovo meravigliosi, da Paestum a Metaponto, a Crotone, poi c'è Giove Ansur a Terracina, va bene, poi c'è ancora tutto Agrigento, Selinunte, Segesta. Quando vado in quei posti lì, sinceramente provo delle sensazioni che altrove, chi ha orecchie per intendere, non riesco più a provare, in altri contesti. Provo delle sensazioni che sicuramente gli ascoltatori che ti ascolteranno, sulla base anche di quanto ci hai già anticipato, e ti ringraziamo davvero, su Dioniso, meritano appunto di essere eternizzate, perché a volte in questi contesti sono diventati molto turistici. Io nella Valle dei Tempi ho passato 4 ore qualche anno fa a 40 gradi
è chiaro che la gente in quel contesto lì, bevendo acqua e non vino, e quindi non avendo questa capacità di andare oltre, non riesce a gustare quello che veramente ti offre un tempio di Cerere, un tempio di Era. Piacerebbe poi con te anche in futuro parlare di queste donne, no? Cerere, Cibele, Era, perché sono tutte interessantissime, sono tutte, Atena ovviamente, sono tutte interessantissime proprio dal punto di vista psicomitologico. Comunque adesso dobbiamo chiudere perché gli ultimi minuti ho da dire qualcosa d'altro, perché purtroppo è l'ultima trasmissione dell'annata 2023-2024. E quindi ci risentiamo, caro Igor, a settembre. E intanto in bocca al lupo per questo tuo e altri impegni che so che hai. Festival della Bellezza è diventato forse il più importante festival italiano di arte, letteratura e filosofia, perché vedo che ha manifestazioni ovunque con i maggiori personaggi conosciuti del mondo letterario, filosofico, culturale, eccetera. Abbiamo anche qualche attrice che ci sta, no? Qualche meravigliosa rivitalizzazione delle antiche idee. Quindi io ti devo salutare, un grande abbraccio, in bocca al lupo per Selinunte e altro, e mi raccomando, Dioniso per sempre, A risentirci, Igor. Igor, non ti sento più. Ecco, benissimo. Allora, chiediamo che stia andando tutto bene al nostro regista. Sì, Volevo sì, appunto non lo sentivi? È sempre un piacere. Ecco, no, Igor, mi raccomando, la Sicilia è la terra votata all'andare oltre, è votata già di per sé. Un grande abbraccio, Igor, bocca al lupo. Ecco, quindi volevo gli ultimi minuti di questo anno. Sapete che purtroppo, lo dicevamo l'altro giorno con Francesca Corbella, nella mente del prof, sì, di un prof che ha fatto anche giornalismo, è chiaro, quindi si è adeguato anche a un mondo che non è esattamente quello dell'insegnamento, però c'è sempre questa deformazione professionale dell'anno bifocale, no? 22-23 era l'altro, questo è 23-24 e finisce. Andiamo in vacanza, la vacanza, lo dice la parola stessa, è vivere nel vuoto, sospendersi nel vuoto, e quindi in un certo senso non pensare. Certo, voi direte, ma come si fa a non pensare? Come si fa a vivere senza pensiero, senza preoccupazioni? Come si fa a stare, come si suol dire, in panciolle o sotto l'ombrellone, in alta quota, come ha fatto, avete sentito prima la poesia della grandissima Antonia Pozzi, tratta dalla raccolta Acqua Alpina, no? E ritorneremo su questa poetessa prematuramente scomparsa tanti anni fa, tra le maggiori. Però ecco, come si fa, in qualsiasi contesto ci si trova, sdraiati su una fetta d'erba o su un'amaca, a non pensare, ecco, perché sicuramente quello che stiamo vivendo, lo diceva Igor poco fa, è un periodo abbastanza tribolato, ecco, in cui siamo entrati. Diceva appunto Igor, da 10 anni il mondo si è rivoluzionato in maniera radicale, e negli ultimi 2 anni, addirittura con la guerra e con le guerre, un'altra è nata un anno fa circa, e noi siamo entrati in un'altra fase ulteriore. Come si fa a non pensare, a non essere preoccupati, a parte i problemi personali ovviamente, e a tutto quello che il destino che segue sempre delle linee difficili da intercettare razionalmente, per carattere, per accidentalità naturalmente, e poi quando l'età avanza le cose si fanno anche più complicate, ve l'assicuro. Ecco, come si fa a non pensare? Certo, la nostra radio invita tutti, e lo fanno i direttori, i redattori, i collaboratori, ecco, come me, da sempre, no? Da 30 anni quasi a questa parte. Come si fa a non pensare? La radio invita a pensare sempre, però c'è forse un modo di pensare, non dico senza pensiero, no? Ma in maniera tale da non soffrire non di mal di pancia, di mal di pensiero, chiaramente, e non è un gioco di parole. Io volevo dirvi un'ultima questione, siccome
so che qualche ascoltatore, leggendo qua e là di mie conferenze, interventi, in convegni, in performance di vario tipo, la salute mi concede ancora questa possibilità, non come Igor che ha un anno in meno di me, ma comunque insomma vado in giro abbastanza, una volta lo facevo di più, in convegni, conferenze, interventi, eccetera. Quando interloquisco con persone che sono di formazione politica anche diversa, ma anche a volte molto diversa, a volte con personaggi di sinistra, lo faccio sempre dal punto di vista culturale, perché io non sono un politico e non mi interessa entrare nell'agone politico, non mi interessa, non ho la stoffa, non ho la qualità, non mi interessa avere quei traguardi, no, che altre persone che sono anche più brave in quel settore ce l'hanno. Pertanto, se sentite la mia partecipazione, avete notizia della mia partecipazione in passato, presente e futuro a conferenze, convegni, assemblee in senso non istituzionale, chiaramente, assemblee intesa come alla greca, no? Come insieme di persone che vogliono parlare, che hanno le idee diverse da me, non preoccupatevi, nel senso che non è che io interloquisca con personaggi che per esempio non sono sulla linea esatta, ma che so io del movimento leghista di questo momento, io conceda qualche cosa a loro. I miei interventi sono sempre culturali, di storia, di filosofia, di approfondimento di metapolitica, ma non di politica spicciola, perché non mi interessa la politica spicciola. Per cui certe posizioni che possono, per esempio, essere anche contrarie a quello che è diciamo, il passaggio attuale della storia del leghismo, perché oramai sono 40 anni, in 40 anni mi concederete che è successo di tutto nel leghismo. Quelli che non sono d'accordo interloquiscono con me, magari anche a suon di acribia e così e sfida, va bene, non c'è problema. La parola, io non ho le armi, io sono un non violento, la mia arma è la parola, e con la parola mi piace approfondire, dialogare, capire, eccetera, eccetera. Perciò in questi convegni, che comunque hanno un titolo culturale, riguardano il federalismo, riguardano la storia della metapolitica, riguardano i grandi filosofi, riguardano Emilio Cattaneo, riguardano gli fieri di un lungo percorso del pensiero, a questo vi volevo arrivare, non vi dovete preoccupare. Cioè non è che io conceda qualcosa a chi non la pensa come me. Il mio pensiero lo sapete, cerco di riassumerlo perché il tempo passa, sono gli ultimi 3 minuti della stagione qui in radio. Il mio pensiero è a favore di un federalismo forte e diciamo sulla base di una meditazione che si può evincere anche nel mio libro Il pensiero leghista, partendo dal 600-700, le prime espressioni di questo modo di vedere il mondo, e passando attraverso Cattaneo, Miglio, gli altri federalisti più recenti, si arriva anche evidentemente all'autonomia differenziata, perché la strategia concreta per arrivare a un certo obiettivo non deve per forza essere integralista. A volte l'integralismo, cioè una posizione forte, allargata a una dimensione radicale, non paga sul piano pratico, non paga sul piano del successo. Siccome l'operazione in Italia è difficilissima, cioè noi stiamo facendo una fatica che sembra quella di Sisifo. Abbiamo parlato di mitologia greca poco fa, no? Con il nostro caro amico e collega Igor. Ebbene, speriamo che non sia la fatica di Sisifo, però bisogna tentare, ritentare 10.000 volte in tutte le maniere. E quindi la storia per esempio del leghismo, non c'è solo questo al mondo, c'è la storia del liberalismo, ma certo ci mancherebbe altro.
inserita in un respiro più ampio, ci dice che questa scelta che è stata fatta adesso è per ora la scelta giusta. Si chiama autonomia differenziata. In futuro sicuramente potrà irrobustirsi e far fruttare quello stesso vitigno di cui parlava il nostro Igor, e fare dare finalmente, perché sembra un vitigno sterile, no? Qualcuno così che non capisce magari come dire, certe scelte recentissime che sono state fatte, pensa che si stia lavorando su un vitigno sterile, ma non è così. Bisogna avere soltanto pazienza e fiducia. Il vitigno darà la frutta e la frutta si chiamerà inesorabilmente Italia Federale, che è scritta, questo binomio Italia Federale è scritto direttamente nel nostro cuore, oltre che nella nostra mente, anche nel nostro cuore. Quindi questo è molto importante per capirci e per accettare quella che è la mia posizione o le mie scelte di questo momento, che certamente vogliono, in qualsiasi contesto io mi trovi, di interlocuzione con qualsiasi gruppo politico, culturale, associativo io mi trovi, vogliono portare avanti la linea che vi ho appena espressa, che sicuramente è molto vicina, certo, con la dignità dell'uomo di cultura. Questo me la lascerete. L'uomo di cultura non è mai servo di nessuno. L'uomo di cultura è libero per sua natura. Parliamo tanto di libertà, ma questa libertà non è devianza, è sveglia continua per poter agire tutti assieme in nome della libertà e dell'identità. E quindi altrimenti non parlerei da questa radio, nei cui valori attuali, ecco, come organico ma anche come presa di posizione politica, io credo in maniera assoluta. Un grande abbraccio a tutti! Venezia risorga! Risorga Venezia per sempre! A settembre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura